Confermarsi in zona playoff per affrontare al meglio le Final 8 di Coppa Italia. Per la Bertram Derthona però l'avversario si chiama Virtus Bologna. Buonasera dalla Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per questa Serie A Unipol, 19ª giornata. Si affrontano la Bertram Derthona e la Virtus Segafredo Bologna. Esce Bellinelli dal blocco, Paiola lo serve adesso, scambio tra i due, poi va a tagliare Bellinelli, lo vede, Paiola tira in acrobazia al volo Bellinelli, poi arriva Chiusi, gioco a due con la schiacciata, Ismael Kamagate che mette tutti d'accordo, va a inchiodare a due mani per il meno due. Allora Goram, side step per lui, si alza per il tiro da tre, prende anche il fallo, andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Paiola spinge con Cordinier che ribalta per Bellinelli, tutto a velocità supersonica. Mamma che gran canestro di Marco Bellinelli che non finisce mai di stupire. De Negri tocca il suo primo pallone, ribaltamento per Goram che si alza da tre, segna Justin Goram ancora. Tucker, quindi Polonare, il taglio di Hackett, va di mano destra, sorprende De Negri che forse aveva anche agganciato il braccio di Hackett. Prova lui adesso ad attaccare il cambio difensivo, Gragiulis su di lui, side step, palla altissima! Parabola spettacolare per Christian Vital, trova un pazzesco canestro da tre. Hackett prova a rispondere subito, risponde alla Daniel Hackett, giocatore che non è che tiri molto ma quando tira fa spesso male. Poi esce Christian Vital che si sente ispirato e fa bene. Dall'altra parte va a schiacciare Schengelia, incrementa il massimo vantaggio la formazione ospite. 5 secondi adesso, parte Cordinier, va fino in fondo, la finta, seconda finta, va in sottomano, trova un gran canestro. Just stay consistent, keep playing together on the offensive end and getting stops on defense. Goram, svitamento nel pitturato, grande canestro. Paiola deve tirare da lontanissimo, ma non è un problema per Alessandro Paiola. De Negri sotto canestro per Zerini. Serata però, Severini è più bravo di tutti a raccogliere il pallone, poi serve una palla non controllabile, attenzione che Tucker va a schiacciare per il più 24. Vital si ferma, non ci pensa su, si alza per il tiro da tre. Hackett sotto mano, cameriere classico fino in fondo, prende anche un colpo Daniel Hackett ma non c'è intervento falloso di Vital. Time out per Walter De Raffaele. Fuori per Gragiulis, anche un tiro da tre per Gragiulis. Kamagate dall'altra parte segna altri 2 punti. De Negri riconquista il pallone, un'altra azione d'attacco della Bertram, ci prova Severini e trova 3 punti Luca Severini. Finisce così, vince la Virtus Segafredo Bologna 98-66, altri 2 punti in classifica per la Virtus, sono 28. Tortona è sempre un avversario ostico, sono una squadra, un club ben organizzato, con cui abbiamo battagliato nei playoff negli ultimi anni, ben allenati, stanno facendo un buon campionato e loro oggi erano forzati a vincere dopo, come hai detto tu, 4 sconfitte di fila. Noi eravamo alla 4ª partita in 7 giorni
però abbiamo mostrato secondo me una bella faccia, un'ottima maturità nello scendere in campo determinati dall'inizio, cercando di trovare le energie necessarie per contrastarli.